Giornata di fuoco quella di oggi nell'aula Falcone Borsellino al comune di Favara. Alle 18:30 verrà discussa la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Rosario Manganella. La mozione è stata proposta e firmata dalle segreterie politiche di Nuovo Centrodestra, Riformisti Socialisti, PDR, Rifondazione Comunista, Ripensare Favara, Forza Italia, Articolo 4 e dai 13 consiglieri comunali Bernardo, Dalli Cardillo, Ceresi, Palumbo, Sgarito, Lupo, Scalia, Broccia, Lombardo, Alaimo, Vella, Bellavia e Fallea. Nella proposta di mozione di sfiducia a Manganella, tra l'altro, si legge: l'amministrazione comunale di Favara, tra tutte le giunte che si sono susseguite, non è mai stata interessata dei problemi della città. Occorre allora uno scatto d'orgoglio che chiuda un'esperienza amministrativa fallimentare, pessima e distruttiva, riconoscendo al popolo la sovranità di scegliere diversamente il proprio futuro. Ed ecco la risposta del primo cittadino di Favara e il suo stato d'animo nell'affrontare questo dibattimento. Ma io sono contento della mozione di sfiducia che è stata presentata perché finalmente può fare luce su una serie di accuse che sono state rivolte ingiustamente alla mia persona, ma più che alla mia persona, all'impegno di sindaco che io ho avuto in questi 3 anni. Quindi questo mi consentirà di chiarire, ripeto, una serie di situazioni che diversamente, sia anche nell'opinione pubblica, a causa anche di una distorta informazione che si è registrata nel mio comune, mi consentirà di fare chiarezza. Io sono tranquillo, sono sereno, sono convinto che la mozione di sfiducia non passerà, ma comunque se dovesse passare alla fine tutto sommato fa pure bene in questa maniera. Andremo alle elezioni comunali, vedremo questi consiglieri comunali che hanno presentato la mozione di sfiducia che cosa hanno prodotto con la loro attività politico-amministrativa a favore della città di Favara. Io credo che siamo sotto zero proprio perché da loro non sono mai arrivate proposte concrete se non voti contrari su tutto, e votare contro è semplice. La capacità di un buon amministratore e quindi anche di un consigliere si vede nelle proposte positive che devono essere avanzate durante il loro mandato.